Dopo la tregua del 1° maggio, il maltempo è tornato a colpire la provincia di Venezia. Piogge, grandine e trombe d'aria si sono registrate in quasi tutto il litorale. In particolare una tromba marina si è formata a circa 2 km dalla costa di Jesolo, visibile da grande distanza, e un altro fenomeno analogo si è verificato a Pellestrina, a pochi chilometri da Chioggia. E nelle prossime ore il tempo non promette nulla di buono. La regione ha dichiarato infatti lo stato di preallarme fino alle 14 di domenica nei bacini del Brenta e dell'Adige, oltre che del Bacchiglione. Stato di attenzione anche per gli altri fiumi che interessano più o meno direttamente la provincia di Venezia. Maltempo che ha condizionato in maniera pesante anche il turismo in questi ultimi fine settimana. Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio, attesi da albergatori e operatori balneari con trepidazione, si sono rivelati deludenti. Purtroppo viviamo molto dell'escursionismo. Bene o male è un segmento importantissimo e questo è un segmento che si muove soltanto quando il tempo lo permette. Per esempio ieri era una giornata decente, si è mosso tardi la gente, nel senso non la mattina presto perché era ancora un po' freddo, ma verso la tarda mattinata. Quindi noi dipendiamo molto da questo dio pagano che è il sole. Delusa dai risultati anche la Federalberghi Veneto, insufficiente la risposta anche in piazze tradizionali come Jesolo. Il presidente Michielli parla di un 60% di potenziali clienti che si sono mossi veramente, frenati dalle previsioni meteo. Chi apre gli alberghi in anticipo a costi elevati e ora molti, visti i risultati, chiuderanno fino al 20 maggio. Gli alberghi, parlavo con qualche mio cliente, effettivamente è un po' in difficoltà, purtroppo il tempo non ci aiuta. Già oggi, insomma, ieri siamo stati un po' fortunati, con insomma, uno spiraglio di sole, e quando c'è sole ovviamente la gente si muove molto più tranquillamente. Ho lavorato solo il 25, dopodiché sono stati tutti i giorni consecutivi di maltempo, inoltrato, dalla mattina alla sera ha sempre piovuto. E quindi siamo condizionati dal tempo. Quindi invece di ricevere i clienti siete al lavoro? Stiamo preparando per allestendo la spiaggia, sperando che il tempo cambi. Ieri è stata una bella giornata, io guardo la mia attività, non ho avuto il tempo di andare in giro, ma comunque c'è stata coda sia in entrata e soprattutto in uscita verso le 8 della sera. Avete la spiaggia piena, insomma, abbastanza. No, si parla come ristorante, come spiaggia, quello che riusciamo a buttare fuori, parlo di lettini, è tutto in più, perché ieri la gente non era preparata per venire al mare. Una sorpresa positiva viene dai campeggi, dove sembra che i turisti non manchino anche in queste settimane di maltempo. C'è molta affluenza di camperisti, una cosa che negli anni abbiamo notato sta dando anche una risposta importante, nel senso che non è che siano molto, come posso dirti, grandi clienti delle spiagge, però sicuramente la presenza di queste persone fa sì che insomma, si muova un volano anche di pubblicità e di promozione che non guasta.